Oggi parleremo di un caso di coxartrosi. Il paziente giunto da me dopo almeno 4 anni che soffriva, zoppicando vistosamente e avendo l'arto affetto nettamente accorciato rispetto al destro, con una flessione del ginocchio per compensare. Andiamo a vedere l'immagine. A destra abbiamo un'immagine normale o quasi normale di un femore e, come notate, a sinistra l'arto interessato, la testa è totalmente sparita e è risalita nella parte alta del cotile, questo viene chiamato cotile, e ha scavato, si chiama un neocotile. Il problema di queste artrosi così degenerate e ritardate nella diagnosi comporta forte zoppia del paziente e un accorciamento dell'arto. La dismetria nel caso che ho illustrato era di circa 2,8 cm, dunque molto importante. L'intervento che abbiamo eseguito si chiama l'intervento di protesi d'anca. Quella che io tendenzialmente preferisco usare è una protesi a doppia mobilità della Smith & Nephew. È una protesi di copia francese, già esistente negli anni 70, e dà una altissima sicurezza contro le bussazioni. Notiamo la posizione delle protesi, che è lo stelo femorale, questo che sto indicando, e il cotile, dove c'era la testa del femore. Abbiamo cercato di recuperare totalmente l'anatomia, riuscendoci in parte in questo caso, perché se si nota la distanza dei due trocanteri non è simmetrica, avremmo dovuto abbassare ulteriormente il femore. Allungare eccessivamente l'arto di una persona di questa età potrebbe comportare forti dolori muscolari, non solo all'arto, ma anche riferito a rachide lombosacrale. Allora è meglio avere una minima perdita di recupero, cioè 5 mm più corto l'arto, ma se pensate per il paziente che è passato da 28 mm e ne ha recuperati 23, il suo cambiamento di vita normale sarà molto molto positivo. Domani mattina, visto l'età del paziente, verrà messo in piedi, fosse stato più giovane, oggi pomeriggio sarebbe a deambulare, e nel giro di 5 giorni, 6, recupera totalmente la mobilità. L'unico problema che avremo sarà un dolore inguinale persistente per un 15 giorni causato dall'allungamento che io ho voluto per recuperare la simmetria degli arti. Allungamento da non confondere solo con un allungamento osseo, ma un allungamento muscolare. E capite bene che muscoli che da alcuni anni si sono accorciati, io li obbligo a tornare quasi alla lunghezza originale. Consiglio a tutti i pazienti, quando sentono un dolore inguinale persistere per più di 15-20 giorni, di informare il medico di base, e con una banalissima radiografia fatta in qualsiasi istituto e una successiva visita ortopedica si riesce subito a capire se vi sono indicazioni chirurgiche o è solo un dolore muscolare da trattare con della fisioterapia o farmacologicamente. Vi ringrazio moltissimo per il tempo che mi avete dedicato. Arrivederci.